Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Buongiorno a tutti. Oggi guarderemo un'apertura, una variante, un trucco che vi potrà far vincere moltissime partite. Soprattutto anche per chi inizia a giocare online, gioca contro avversari esperti, potrà accaparrare tantissimi punti con questa variante. Una variante che comunque è tra le più vecchie della storia. L'attacco fegatello, o fried liver, fegato fritto. Nome strano che prende il nome da un piatto italiano che io non conosco, ma un'apertura che comunque venne inventata addirittura prima di Gioacchino Greco. Abbiamo parlato di Gioacchino Greco, il più forte giocatore italiano di tutti i tempi, e probabilmente nel 1620 fu il più forte della storia, ma in questo caso dobbiamo risalire a Giulio Cesare Polerio, non Giulio Cesare il generale romano, ma Giulio Cesare Polerio, uno scacchista abruzzese di Lanciano che visse tra il 1550 e il 1610 d.C., un giocatore che impiegò più volte questa apertura attiva. Vediamo di cosa parliamo. Dopo E4 e E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere C4, l'apertura italiana appunto, e si chiama così proprio perché la iniziarono a giocare gli italiani, Giulio Cesare Polerio, Gioacchino Greco, eccetera. Qua in nero ha due repliche principali, alfiere C5 e cavallo F6. In caso di alfiere C5, innanzitutto mettiamoci il cuore in pace, il fegatello non esiste più. Ci sono altre varianti interessanti come C3 e poi D4, il gambetto italiano, no? Che venne usato moltissime volte nel corso della storia, dallo stesso Greco, poi da Steinitz, poi oggigiorno viene usato anziché con C per D4 nella versione moderna con E5. Quindi anche sul alfiere C5 abbiamo delle armi aggressive, ma ecco, contro cavallo F6 esiste l'arma cavallo G5, che prima non esisteva perché la casella in G5 veniva ancora tenuta dalla donna, no? Quindi cavallo G5 prima non esisteva. Se giochiamo D3 per riproporre cavallo G5, cavallo F6, cavallo G5 adesso, il nero semplicemente arrocca e l'attacco su F7 non è granché perché anche se questo cambio di materiale è materialmente pari, scusate la ripetizione, in realtà questa posizione è chiaramente vantaggiosa per il nero perché due pezzi in questo mediogioco sono chiaramente superiori rispetto alla torre e al pedone. Quindi cavallo G5 qua viene contrastata da Rocco, ma se nero inizia con cavallo F6 alla mossa 3, cavallo G5 permette di attaccare F7 senza che il nero possa difenderlo con arrocco corto. Quindi non essendo arrocco corto possibile, una minaccia su F7 sia uno scacco, sia di catturare di cavallo con doppio, sarebbe gravissima. Nero deve assolutamente fare qualcosa per evitare una sconfitta immediata, per esempio H6 schiacciando il cavallo per F7, attacco doppio a donna, a torre, e nero può tranquillamente abbandonare. Quindi dopo cavallo G5, cosa può fare il nero? Allora, se nero prende pedone centrale in E4, cosa facciamo? Prendiamo per caso il cavallo? No, perché c'è una forchetta. Il nero recupera il pezzo. Noi prendiamo in F7, qua c'è un attacco fortissimo, violentissimo. Qua D4 prendo la posizione. Se nero cattura alfiere per è un'infilata, se no giochiamo a Rocco, torre 1. Abbiamo partita vinta lungo la colonna. Il nero può giocare alfiere C5, che è il famoso controgambetto Traxler, un'apertura interessantissima, ma se diciamo analizzata con i moderni motori sembra non portare a molto qua. Entrambe le catture sono possibili, ma la cattura più forte del bianco è giocare alfiere per F7. Dopo re E7, l'alfiere torna in B3, altre mosse erano possibili, ma ora, dopo alfiere B3, per esempio, se il nero può provare a cercare controgioco con torre F8 per attaccare figura Gx o donna E8 G6. Ecco, il bianco deve stare attento, ma un trucco, per esempio, il nero si sviluppa, cavallo F3, donna E8, il nero inizia a portare i pezzi. Ecco, uno dei trucchi del bianco è giocare alfiere E3, poi giocare cavallo D2,
donna E2, forse C3, poi arrocco lungo. Quindi il nero scappa nell'altra ala, non va dove si accumulano i pezzi neri. Il re bianco, quindi sarà al sicuro, c'è materiale in più, il re nero in E7, nel lungo termine il bianco starà meglio. Il contro gambetto Traxler non funziona appieno. Il sistema più naturale per difendere F7 sembra interporre il pedone. Di fatto è la mossa principale, ma non come molti credono. Su E per D5, infatti, la replica cavallo per D5 non è granché. E diciamo che c'è una computazione storica giocata anche da Gioacchino Greco che è cavallo per F7, anche se bisogna dire che D4, un'altra mossa fortissima, con l'idea di continuare a svilupparsi, che probabilmente lascia il bianco un grandissimo vantaggio senza rischi, ma che è questo sacrificio classico, cavallo per donna F3, un bellissimo trucco, che penso abbiamo accennato in uno dei video sui trucchi di apertura di Gioacchino Greco. Se il nero giocare E6, cavallo, perché è l'unico modo per difendere il re su Re 8, recuperiamo il pedone con gli interessi. Recuperiamo il pezzo con gli interessi, abbiamo un pedone in più, il nero è risposto e non può arroccare, ma anche il finale è vinto per il bianco. Dopo Re 6, cavallo C3, il re nero è nell'occhio del ciclone. Su cavallo E7 il bianco potrebbe anche provare ad aprire tutto con D4, poi alfiere G5, arrocco lungo, torre 1, nero K1. Su E per D, per esempio, minimo, potremmo anche già, non so, riprendere il pezzo, no? Magari donne 4, poi già, anche con il cavallo meglio, il pezzo ricade e il bianco vince. Quindi anche il cavallo B4 un po' più insidiosa, ma dopo arrogo l'idea di aprire tutto dovrebbe portare alla disfatta totale per il nero. Quindi per chi vuole approfondire, cavallo per D5, sia dopo D4 il nero sta chiaramente peggio, ma anche dopo cavallo per F7 probabilmente dà un attacco vincente al bianco, gioco corretto. Quindi cosa giocare da nero? Secondo la teoria la variante più forte è per D e cavallo A5, lasciando il pedone di 5 che però implica un sacrificio di pedone dove il nero ha del compenso, ma il bianco comunque può sempre vantare che il pedone è sempre un pedone. Ecco, a parte gli scherzi, il nero ha anche qua altre mosse, per esempio cavallo di 4 è possibile, ma il bianco persegue il cavallo e secondo la teoria il bianco andrà a stare meglio. È possibile B5, dopodiché bianco va a stare meglio con la misteriosissima ma efficacissima alfiere F1. L'alfiere sta molto bene qui. Qua praticamente il bianco non vuole prendere subito in B5 perché magari ha attaccato l'alfiere G2. Non so, su cavallo per D5 magari il bianco ora no, prende in B5, no? E il suo alfiere B7 D4, no? Sviluppandosi, il cavallo è inchiodato, il cavallo è difeso, arrocco torre 1 il bianco sta meglio. Su donna per D5 ora cavallo C3, G2 difeso e il bianco acquisterà tempi di sviluppo quando la donna va in caselle peggiori, quindi anche qua il bianco sta meglio. Quindi cavallo A5 è realmente una delle linee principali, il bianco è sotto da scacco. Il nero, se il nero gioca alfiere D7 di solito ha un pedone in più senza avere ha un pedone in meno il nero senza avere grande compenso, ora anche E5 attaccato, l'alfiere difeso con scacco. Di solito si gioca C6 che è la principale, dopo D per C e B per C per guadagnare un tempo sull'alfiere, sia nella vecchia alfiere E2 con l'idea dopo H6 di ritirare il cavallo in F3 ma anche in H3 come giocò anche Bobby Fischer in un'occasione, se non ricordo male, sia con la moderna alfiere D3 il bianco ha con l'idea di giocare su H6 cavallo E4, il bianco ha una posizione dove deve subire un attimo un'iniziativa, ma se riesce a terminare lo sviluppo, cambiare qualche pezzi, il pedone in più nel finale sarà terribile. Quindi in entrambi i casi se si raggiunge, il nero deve sapere tutte queste mosse, deve sapere che deve dare un pedone in D5, giocare cavallo A5 mettendo il cavallo al lato della scacchiera, giocare C6 e qua il bianco sia con la vecchia variante sia con la nuova, e chi vuole approfondire potrà avere un gioco molto interessante. Se il nero
deviasse da questo cammino prima, le conseguenze sarebbero terribili. Spero che qualcuno, soprattutto magari anche chi non ha mai provato, si azzardi a giocare il fegatello, e speriamo che le esperienze siano buone, speriamo anche che qualche giocatore da nero magari con questo video possa prendere la miglior difesa possibile, che è questa, dove dovrà giocare con un pedone in meno, ma avrà un compenso sufficiente per la parità a gioco corretto. Ci vediamo presto con altri video.